Buonasera a tutti, vi siete voi, te nuova de oie, di 23 de vreaglio, 2026, abbiamo finito su Carrasecare, siamo in panne sul periodo di Pasqua. Bene, andiamo a vedere come si presenta questa die, ecco qua, su Carchi Mazzine, scattata como, riprendete voi coccolato, insomma, tutto coccolato, cucustato su tutto, insomma, però non isco di Zaravallo, non ha attacchi magari e scaricato un pacco, ecco qua, un'altra fotografia, un pacco del posacurso, andiamo su Zaravallo, spalata ma tardo, insomma. Oggi è lunedì, 14 gradi temperatura massima, 8 gradi temperatura minima, coculato viene da il battolo e spalazzato un pacco e poi resta gai mezzo coculato, ma verso la 6 di orteglie, insomma, a Giannugase si incannano su tutto. Vediamo scrasa, martesi, 6 gradi temperatura massima, 7 minima, e spalazzato tutto a die e quindi sole preno un po' tutto a die. Bene, cominciamo con un bello toccamento della scrittura, Benedetto Leonardo Brugo Pisciotto, Assumunno, in terra sarda e logo pizzichesu. Buona sorte e buona fortuna a Leonardo e auguri a Rometta, a sua mamma Fatima Pisciotto e a suo babbo Gabriele Brugo. Quindi sia sempre il mannino del distorno e l'uppesere in salute e serenitate. Benedetto Leonardo, a lei? E a lei Galu posa bella estate, erisi da Akimuso, del suo festival de Sospizzinnoso, io no, non vi pensa diretta, mi ha dato una mano Marino, lo ringrazio, metta che non poteva essere in bici e zero un impegno politico molto importante, non poteva assolutamente mancare, se ne io, tra l'altro, l'organizzatore, insomma. Capito appunto questa data chi non veniva bene a spostare. E quindi un bello festival, ma complimenti per tutto il lavoro di questo gruppo, di Achimos, chi tocca pure devi supplire da te la senti, insomma, te lo trovano, non è possibile che lo trovano non sia interessato alla bella cosa come te gusta, ma viene già un po' sul complesso, probano a band, non basta vanno a imparare, cioè a suonare, a partecipare sul spuro e a diventare una risorsa di questa idea. Beh, è questa idea che queremos, questa idea di impegno, decente chi a che musica, che a che ti spettacolo, ma decente viene a schia che so scarro le carrasecare, ma canto tempo non baccherfi dall'olfachere e viene già a scrivere, a musicare una canzone appositamente per un gruppo di carrasecare. Questo è veramente l'idea di Sacale, siamo amantiosi di Sacale, siamo orgogliosi di stare, insomma, e di essere parte. Ecco, voi non scrivono, insomma, che in questo spizzinello voi allegrano, che cantano, voi tutto ben vestito, bene coordinato, insomma, e questo un piscinello di Sabiti Volley, no? Vabbè, Bata Piscinella di Sabiti Volley, che hanno fatto su balletto, insomma, Sabiti Volley pure è una realtà, come è una realtà sabitese, chi ha gestito tutto già su sfilata di Carrasecare, Zacchena,
Ecco, questo è il vizio, questa è la vizia bello che rimolo, come te vina la vizia che rimolo, il comitato, questi state letto, però fa che questa sanno usata, poi vina la pro, mantenne sanno usata, imposta, insomma, e la mantenere in condizione come teste, come bella architettonicamente, bella ben curata e così via. Los che sono stato eletto sono Leoni Antonio, che in 309 votano, Pila Francesco, che in 302, Bella Salvatore, che in 256, Rusta Giorgio, che in 256, Ligios Paolo Giorgio, che in 227, Sata Maurizio, che in 213, degli esposti Luigi che in 72, Pugioni Consolata, Kente Batolo, Ligio Storina 86. Questo sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Penso che il comitato sia fatto da 7, ma comunque sia queste persone sono state comunque delegate tutto quanto. Auguri, buon lavoro a tutti sul comitato, 2026 e 2028. Buona, buon lavoro e buona preparazione del SAE. Stiamo bene pure in qualche evento come TBC TV a fare qualche filmato, magari non veste la linea sempre, però insomma comunque lo siamo già arranzato, sono stati lo sanno, non siamo arranzare qui a giocando. Ecco la Muscomo a rassegna stampa e diamo la prima pagina della nuova Sardegna, emigrazione senza fine all'estero, oltre 130.000 emigrati, insomma, e resi per danni chi imprenditore chi non fa che non accudine a consegnare la scuola che deve consegnare capannone e così via e non riescono a buscare gente da lavorare, insomma. Oramai pare che in Bergere da Sardegna sia diventata pure una moda che uno bisogno. Tanta gente si è incannata fuori a cercare un lavoro, ma in questo momento il lavoro è pure in occhio. I sardi registrati all'AIRE sfiorano il 10%, dato in crescita. Cagliari Olbia nominati i direttori, il PD non partecipa alla giunta. Questo è proprio niente, la prepotenza della presidente sono dei donzi die, non si nepote pruso, canta a durare questa prepotenza. Blitz di Todde, nuovi direttori, Unione Sarda, ma il PD non c'è, grave strappo in giunta dopo i commissariamenti. Studiare per poi scappare via, letti low cost per i pellegrini, appunto logistica. E poi bestino che l'America Rosso-Blu che azionista insomma che hanno comprato parte dei su Cagliari. Sipario su Milano Cortina 2026. Entriamo subito sull'articolo, cominciamo da la classifica del girone C, che è il girone non Baioca Sabitese, che purtroppo insomma ha perdito in casa 3-2 e vabbè insomma viva Bitese, forza Bitese, la partita sono gai, abbia Singer, abbia si perdere, basta una virgola, una qualche cosa chi non torra, ecco e comunque speriamo in questa partita inveniente, Fonne Bitese, che si gioca su primo de marzo. Intanto andiamo a vedere la classifica come in testa, Bitese 27 punti, Lulese 30 punti, casa Lulese ha vinto, quindi ha giocato sabato Lulese ha vinto fuori casa chi su Patada. Bene, Patada è st'ultimo in classifica, ma comunque in realtà Lulese ha visto battere a uno, non è scappato visto del Paco Conto, insomma, e dimos un Paco la cronaca delle due partite, Bitese e Silano sbanca Bitti, doppietta di Tola e il gol di Dos Santos per la Bitese, gol di Mamè e Calvisi. Pattada Lulese, allora colpo esterno della Lulese che supera il Pattada 4-1. Bene, andiamo da innanzi. L'isola mi manca, mi sento sardo,
e sono orgoglioso di mio nonno. Questo è Antonio Gramsci, nipote di Antonio Gramsci, fondatore del Partito Comunista Italiano. Vivo a Mosca, ma spero di poter tornare presto appena finirà la guerra. E manco male che non l'hanno mandato pure in guerra, insomma, è una persona importante, pure cantante. Quando il telefono squilla è inevitabile scorrere mentalmente le pagine della storia, perché la voce dall'altro capo della linea arriva dal passato, in un certo senso. Non sono solo 2 ore il fuso orario di Mosca, ma la sensazione rimane, perché dalla capitale russa risponde Antonio Gramsci, nipote omonimo del fondatore del PC, che ha ereditato dal nonno l'amore incondizionato per la sua terra di origine e la passione per la scrittura. La vita di Antonio però è diversa da quella di Gramsci, figlio di Giuliano e di Giulia Apollonova Schmidt, ha ereditato dal padre la passione per la musica e ha sviluppato quella che è la matematica, ha sviluppato quella per la matematica. Poi ha conseguito una laurea in biologia che gli ha aperto la strada al mondo dell'insegnamento. La passione politica è nata dopo, in età adulta, quando ha iniziato ad esplorare la vita del nonno e della sua famiglia e ha raccontato in 3 libri La Russia di mio nonno, l'album familiare degli Scout, i miei nonni nella rivoluzione. Gli Scout e Gramsci è la storia di una famiglia rivoluzionaria. Antonio Gramsci è di Scout tra la Russia e l'Italia. Oggi però preferisce parlare delle sue origini, del legame con la terra dei suoi avi. Buongiorno Antonio, come stai? Bene, grazie. Mi fa piacere fare una chiacchierata in italiano. Immagino che dalle sue parti siano giornate complicate. Sta iniziando il disgelo. Fino a poco tempo fa c'erano anche 25 gradi sotto zero, pensate sull'Ucraina. Adesso però nevica, non è un buon periodo, condizioni che la provocheranno una certa nostalgia della Sardegna. Mi manca molto, è vero, ho tanta nostalgia, tornerò appena sarà possibile, quando arriverà la pace. Spero che accada presto, perché adesso viaggiare è molto complicato. E vabbè, Ezekiel Guys intervista Antonio Gramsci. Nomine ASL, nuovo strappo, la giunta decide senza il PD. Pensate un pacco. Aldo Azzori Cagliari e Antonio Irione Gallura, i direttori scelti dalla Presidente dagli ambienti Dem, filtra la delusione dopo le decisioni del Movimento 5 Stelle. Pensate un pacco, praticamente a decidere sul Movimento 5 Stelle. Da Semus in Bonalmano. Come ad aprile, peggio di aprile, questa volta lo scontro non ha più vincoli di bon ton tra Alessandra Todde e PD e rottura. E come prevedibile questa è venuta sulla sanità. Ieri sera la giunta ha nominato il manager delle 2 ASL, ancora acefale, cioè che ne comandano, senza la presenza degli assessori del PD, Giuseppe Meloni Bilancio, Emanuele Cani Industria e Rosanna Laconi Ambiente, e dell'esponente dei progressisti Francesco Agus, Agricoltura, giustificato però perché era a Bologna per motivi istituzionali. La giunta ha nominato Aldo Azzori al vertice della SL8 di Cagliari e Antonio Irione a quella di Gallura. Ci sono diversi piani attraverso quali la rottura tra Todde e il PD si è consumata. C'è quello formale, il PD ha ritenuto di non partecipare alla giunta di ieri perché non erano ancora stati risolti i problemi dei 2 vecchi direttori generali della SL che adesso potranno fare ricorso contro questa nomina, il caos che ha causato Cusa che è presidente. Di sicuro lo farà Marcello Tidore, che la ASL 8, avendo egli rifiutato l'incarico di DG dell'Erso di Cagliari, e quindi in cui
tornata in carica. Forse lo farà Marcello Acciaro per la ASL della Gallura, che non ha ancora accettato la proposta ricevuta anche con un colloquio a quattro occhi dalla Presidente per ricoprire l'incarico di consulente dell'assessorato alla sanità, cioè cercare dello sistemare in carchiloco pro riparare per nel zappo su danno che ha fatto, un danno enorme, incredibile. Da Uniti per Todd, bacchettate al PD, nessuna spartizione, scelte coerenti, certo che è coerente, che c'è la politica su 5 Stelle, confermato Aldo Azzori alla guida dell'azienda sanitaria più grande dell'isola. Nel totale silenzio dei partiti di opposizione, che forse non si aspettavano una domenica di deliberazioni sulla sanità, con l'indicazione contenuta nel dispositivo che la decorrenza dell'incarico triennale avverrà da oggi, l'unico gruppo consigliare rappresentato in giunta a parlare è Uniti per Todd, cioè in tutto il Isero. Per loro una vittoria in attesa con la riconferma di Aldo Azzori alla ASL 8 e un testo da leggere tutto in chiave fortemente critica verso il PD pur mai citato. Eia, eia, eia. Se le sono manicane los macarrones in conca. ASL Todd nomina gli ultimi DG, ma il PD fa mancare i suoi voti. Giunta nell'ultimo giorno utile, Azzori a Cagliari, Irione a Olbia. Però tutti uniti, più 28 contro il 41 bis, che dimenticandosi che hanno Bettissa sottosegretario, su 41 bis a Bancali, il Binnato è arrivato Parizzolo. Sanità, un anno di tormenti, caos tra bocciature e ricorsi. No, che Unione Sarda, tutti gli ostacoli allo file system voluto dalla Presidente, dalla riforma al no della Corte Costituzionale. 2 anni di legislatura e 2 strappi in maggioranza importanti, entrambi sulle questioni sanità, cavallo di battaglia del campo largo per tutta la campagna elettorale delle scorse elezioni. La governatrice, quindi la scelta dei dirigenti delle 12 aziende sanitarie, le 8 ASL del Brozzo e 2 aziende ospedaliere universitarie, la Reus è stata da subito là al centro del dibattito. La Presidente della Regione non ha mai nascosto di voler imprimere una svolta, ma per riuscirci era necessario che nei posti di comando ci fossero teste di centro-sinistra dell'M5 Stelle. Da qui la decisione di scrivere una legge che lo rendesse possibile, la legge però illegale. Damos questa questione purtroppo preoccupante della migrazione, lontani per assicurarci un futuro, ma resta il forte il desiderio di casa e vabbè, insomma, piccamolo. Dunque, in che questa classifica tra laureati tra i 25 anni e i 49 anni nelle regioni italiane, la percentuale dei laureati, insomma, Sardegna è al 23%, invece abbiamo la zona, in un zona Abruzzo, Lombardia, 30%, no, siamo praticamente tra los ultimos, dopo di noi invece solo Campania 23%, Sicilia 22%, mentre Lazio è al 32%. Hanno infilato la vita in una valigia insieme ad un pezzo di casa, ad un accento che non se ne va, e alla promessa detta o solo pensata di tornare. Poi sono partiti, non per andarsene davvero, ma per capire fin dove potevano arrivare. Sono centinaia i giovani sardi che ogni anno attraversano il mare in cerca di lavoro, opportunità e riconoscimento. Tutto ciò che l'isola almeno per ora non riesce ad offrire. Vabbè. In occasione che ti armate argomento, la fuga dei giovani sardi, qui poche opportunità.
Vabbè, potete essere, però mie diversamente. Cresce il numero di laureati, ma a 3 anni dal titolo il 16% trova occupazione al nord o all'estero. Retribuzione media mensile nelle regioni italiane a 3 anni dalla laurea e in euro sta Piemonte 1793 euro, in Sardegna 1594. Tutta Sardegna, ci sono Puglia, Abruzzo, Calabria, Marche, Umbria, Sicilia, Basilicata, Molise. Però a sopra Campania, Toscana, Lazio, Veneto, Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Friuli, Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Trentino e Suppusalto Est Piemonte. Laureati tra i 25 e i 49 anni nei comuni sardi. Allora Cagliari sono 41,4, Carbone 19,4, Nugono che è in 31,2 in percentuali però tutto in percentuale. Cagliari è prima, Olbia e Sassari sono ultima, insomma, Euristano, Nugono Est insomma 31%. Vabbè, andiamo da innanzi. Faidiamo di politica internazionale, stop UE a Trump, i patti si rispettano. L'Eurocamera pronta a congelare l'accordo, occhi puntati sui popolari. E insomma, come veste questo il macchina del Trump, che dopo sa soldazio, perché poi accanto pare che los soldati lo sono pagando gli americani, che hanno comprato questa cosa. Bruxelles 30 ore per formulare quella posizione chiara, chiesta da più cancellerie. 30 ore per capire che il tempo delle mani tese, dei viaggi lampo in Scozia, alla corte di Donald Trump, questa volta è finito. L'Europa ha risposto agli Stati Uniti dopo l'ennesimo strappo della Casa Bianca e lo ha fatto innanzitutto chiedendo chiarezza. E in una lunga dichiarazione ufficiale, espressione della Commissione nella sua interezza, Bruxelles ha di fatto accusato il presidente americano di non rispettare gli accordi. Ma figurati se non gli importa a Trump adesso l'accordo. Ucciso il boss della droga El Menco, a caos in Messico. Praticamente in cui batte esercito privato in Messico che sono in mano a questo criminale della droga. Su di lui pendeva una taglia del governo USA da 15 milioni di dollari. Poteschi. Città del Messico, Nemesio Oseguera Cervantes, meglio noto come El Menco, leader della più temuta violenza organizzata criminale del Messico, ha chiuso la sua carriera sotto i colpi dell'esercito. Sul capo del cartello Jalisco Nueva Generación, fulcro del traffico di droga centroamericano, pendeva una taglia di 15 milioni di dollari del governo USA ed era uno dei principali obiettivi di sicurezza tanto del governo Claudia Sheinbaum come dell'amministrazione Trump. Il boss è stato eliminato ieri nel corso di una vasta operazione militare nello stato di Jalisco, in coordinamento con Washington, secondo quanto ha confermato il Ministero della Difesa messicano. Nel sud dello Jalisco è scoppiata la violenza nelle strade con caos, incendi, blocchi stradali. Durante l'operazione che ha portato alla morte del famigerato criminale, il personale militare è stato attaccato, ha affermato Città del Messico, e per legittima difesa ha respinto l'aggressione causando la morte di 4 membri del gruppo criminale. Ching sul posto e ferimento grave di altri 3 deceduti durante il trasporto aereo a Città del Messico. Tra questi ultimi, si riferisce, c'era anche El Menso. Buona Asaisumu. Ja non stanno a prangere in meta. ASL toglie nomina agli ultimi DG, ma il PD fa mancare i suoi voti. Oh, yeah, yeah.
Abbiamo già letto questo. Abbiamo parlato di dai secoli, scusate. Dobbiamo arrivare all'ultima pagina, eccola qua. Viola la residenza di Trump. 21enne ucciso dai servizi segreti. Ma figurati, manco B. Trump. Mar-a-Lago, il giovane aveva un fucile e una tanica di benzina e se non lo giochiata a porritolo. Dazzi, che poi in italiano deve essere Dazzi, Dazzi USA, l'Europa chiede chiarezza. L'eurodeputato Lange proporrà di sospendere l'accordo commerciale. Ucraina, nuovo raid russo con missili e droni, Zelensky parla di un attacco terroristico. La pace è ancora lontana, Orban annuncia il veto ungherese e ad alte sanzioni su Mosca. Beh, Orban che ha tantos italiani, tipo Conte, Salvini e così via, la longa manus de Putin. Ancora un raid russo su Leopoli dove le autorità ucraine hanno riferito di un attacco terroristico. Qui il bilancio parla di almeno una poliziotta uccisa e di 25 persone rimaste ferite. Zelensky narra usati 300 droni d'attacco e 50 missili di vario tipo. Intanto Orban annuncia che l'Ungheria bloccherà le nuove sanzioni UE e contro Mosca. Poi non si incarna chi in Mosca. Il cambio totale di paradigma nei rapporti tra USA e Russia, dal muro contro muro di Joe Biden alla condiscendenza di Donald Trump. Non ha fermato la guerra in Ucraina dal lontano 24 febbraio 2022. Patologia. Bene, che in questo Tancamus rite novela de oie, nos damos appuntamento torna a casa. Ponimos la sigla del Tancatura, salutiamo la Ciriaco Dui che ha salutato, ascoltate lo che non ascoltarne o che l'hanno ascoltare dopo in podcast, come mai compreso te carenare. Comunque, Gai Nara in Rai 3 non si manzano, quindi Gai buon ripito, poi una via per comprendere it e balla carenare. Bene, a menso vedere diagono a tutto da EBC TV. Adiosu e menso a casa.